Buongiorno, benvenuti a TG Sicilia, le principali notizie. Catania, liquami a cielo aperto a Librino. I cittadini esasperati scrivono a TG Sicilia e denunciano condizioni da terzo mondo. A Catania è emergenza spazzatura senza fine. A Buongiorno Sicilia il sindaco Trantino annuncia provvedimenti, nuovi raccoglitori di rifiuti nei condomini e cambio di orari nella raccolta, in attesa del termovalorizzatore. Dopo gli arresti di Palermo, il nuovo volto di Cosa Nostra, ancora più complicità con colletti bianchi e professionisti, senza rinunciare a pizzo e minacce. La tecnologia contro gli incendi. Vedremo in azione i droni, lo strumento più efficace per stanare i piromani e ridurre i tempi di intervento dei forestali. Con l'estate torna la piaga dell'abbandono dei cani, storie dei nostri amici a quattro zampe lasciati al loro destino e accuditi dai volontari dell'ENPA. Gol e spettacolo in una splendida cornice di pubblico per la tappa catanese della pool di beach soccer, una vittoria e una sconfitta per le due squadre catanesi e sabato c'è il derby. Bentrovati. Catania, liquami a cielo aperto a Librino. Decine di residenti esasperati chiedono l'intervento del comune e intanto sono costretti a vivere in condizioni da terzo mondo. Li ha incontrati per noi Tonino De Mana. Una fogna a cielo aperto con un'enorme pozzanghera che impedisce il passaggio pedonale a meno che non si utilizzino stivali o altri mezzi per superare l'ostacolo. Tempi duri per i residenti di Viale Moncada 17 a Catania, costretti a convivere da mesi con liquami che ammorbano l'aria ed offendono la dignità di chi abita da queste parti. Una situazione da terzo mondo con rischi di carattere igienico-sanitario acuiti dal caldo e dall'impressionante numero di insetti. Acque nere, così come l'umore. È una discarica. Abbiamo blatte, abbiamo topi, abbiamo zanzare. Signora, la mascherina ormai non si usa più per il Covid? No, per la fogna propria, per questa discarica che proprio che c'è. Poi io vedo che c'è molta spazzatura, ma non solamente qua al Viale Moncada, è tutto il Librino. Anziani e bambini barricati in casa, chi esce lo fa per necessità e naturalmente ricorre all'auto. Non è dignitoso stare così, giustamente passiamo, è una puzza proprio tremenda. Non si può stare più così, non si può vivere. Abbiamo la fognatura più di mesi qua. Da anni si chiedono interventi risolutivi, ma rimpalli di competenze tra enti rendono impossibile ogni tipo di lavoro, urgente e non. Ma si rimballano le cose l'uno con l'altro, chi le ACP, chi il comune di Catania. Purtroppo la situazione fra un rimballo e un altro, la situazione è questa. Sul banco degli imputati il comune che non va oltre a qualche sopralluogo o nella migliore delle ipotesi ad interventi per l'espurgo dei pozzetti che ovviamente rimandano soltanto il problema. Faccio un appello alla nuova amministrazione se ci può aiutare perché siamo veramente in una situazione di stallo. Rischiamo veramente la salute dei nostri figli e dei nostri genitori. E sono decine le segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 7455 005 che abbiamo messo a disposizione delle vostre esigenze che poi sono dell'intera collettività. Sono cartoline dolenti quelle di Catania, quelle che abbiamo appena viste, che si aggiungono all'altra emergenza mai risolta, la spazzatura. Abbiamo interpellato a Buongiorno Sicilia il sindaco di Catania Trantino. Giusy Lazzara. L'emergenza spazzatura senza fine a Catania. Buongiorno Sicilia, il sindaco Enrico Trantino dà la sua versione e traccia la strategia dell'amministrazione per un cambio di passo. In primo piano le discariche che nascono nel giro di una notte, sporcando ogni angolo della città. Noi dobbiamo considerare che questo come uno degli epifenomeni che in qualche modo dissuade anche da uno dei rimedi che viene sempre immaginato, cioè dire le telecamere. Le telecamere possono funzionare laddove le discariche sono composte da rifiuti che vengono portati con le auto, ma se non vengono portati con le auto, in quel caso potremmo noi attraverso la targa risalire al soggetto incivile di turno, ma vengono portati a piedi, è impossibile individuare chi sia autore. E in ogni caso, una volta accertata la presenza della telecamera, spostano di qualche metro la discarica. Certo è che noi abbiamo numerosi esempi di discariche bonificate e dopo un'ora ricostituite.
Altro nodo riguarda il servizio di raccolta e l'intervento del comune, che il sindaco trantino sintetizza così. Per quanto riguarda il sistema di raccolta, là dobbiamo essere più bravi noi come comune. Per quanto riguarda il tema delle discariche abusive e quindi della idiosincrasia dei catanesi alla differenziata, là dobbiamo trovare un accordo civico, quel che ho sempre chiamato un nuovo patto sociale con la cittadinanza. Ci potrebbero essere novità per quanto riguarda i tempi e i modi per conferire i rifiuti. Ho chiesto di parlare con gli amministratori di condominio, in questo caso con le associazioni degli amministratori di condominio, per verificare la possibilità, laddove vi siano gli spazi, di mettere dei carrellati all'interno degli androni condominiali e non lasciarli strada. Nello stesso tempo vedere di modificare gli orari di raccolta. Si pensa anche agli inceneritori. Rivolgendoci a Messina, Siracusa, Ragusa per esempio e Catania, là potremmo avere quel quantitativo minimo che soddisfi la realizzazione del termovalorizzatore o termoinceneritore o inceneritore, per produrre energia, come lo vogliamo chiamare. Ditelo al vostro TG, vale la pena di ripeterlo. TG Sicilia e Sicilia 24 vogliono essere ancora più vicini agli ascoltatori e vi invitiamo quindi a segnalarci le cose che notate, belle e brutte, che secondo voi meritano denunce o applausi di cui nessuno parla. Scriveteci al 342 7455 005, ci occuperemo delle vostre segnalazioni. H24, ditelo al vostro TG. Ennesima tragedia di migranti al largo di Lampedusa, è morto un bimbo di 4 anni di origine subsahariana, il suo corpicino è stato recuperato al largo nella zona del naufragio dell'imbarcazione di Fortuna, a bordo della quale il piccolo viaggiava con la madre assieme ad altri migranti, 50 in tutto. Soccorsi sono stati trasferiti a Reggio Calabria a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera. Intanto è nuovamente al collasso l'hotspot di Lampedusa. Nelle immagini che vedete, ecco proprio il centro di prima accoglienza di Contrada Embriacola, che ospita al momento oltre 1500 migranti contro i 400 posti disponibili. Si susseguono SOS, segnalazioni di natanti avvistati. A bordo degli ultimi 5 barchini c'erano 160 migranti, tra i quali 57 donne e 20 minori. Gli investigatori della DIA di Firenze e di Milano hanno perquisito l'abitazione di Marcello Dell'Utri su disposizione della Procura di Firenze nell'ambito dell'inchiesta sui mandanti delle stragi di mafia del 1993. Lo riporta il quotidiano La Repubblica e fonti della Procura confermano l'attività di perquisizioni, ispezioni e sequestri di documenti. Per Dell'Utri è stato fissato un interrogatorio a Firenze il 18 luglio. Emergono trame oscure tessute da Cosa Nostra palermitana sempre più intrecciata con la società civile dalle ultime operazioni antimafia di polizia e carabinieri, una criminalità in giacca e cravatta sempre più difficile da riconoscere. Maglio Viola. Una mafia che cambia volto, da un lato torna al passato, dall'altro si modernizza, che infiltra la società civile nel modo più subdolo, forma, affianca, ingloba professionisti e uomini politici, chiede consenso al territorio attraverso la soluzione delle controversie da parte degli antichi padrini, ma anche presentando i propri candidati alle elezioni, consolida il consenso e controlla il territorio con l'imposizione del pizzo. Le operazioni antimafia condotte da polizia e carabinieri negli ultimi giorni disegnano una Cosa Nostra palermitana ormai in giacca e cravatta, che cerca di evitare la violenza, anche se è pronta a ricorrervi se necessario. Resta l'antica divisione in mandamenti, ma i soldi si sono trasferiti in quello di Resuttana, dove la polizia ha incriminato il famoso notaio, il commercialista di grido, il noto ristoratore, l'imprenditore di successo che sedevano ai tavoli della Palermo Bene. Ma poco distante il mandamento confidante, quello di Tommaso Natale, che annovera anche il popolare quartiere dello Zen, così come il quartiere delle vacanze e dei benestanti, ovvero Mondello, torna in mano agli antichi padrini che dirimono contese, ma si guardano intorno, cercano telecamere e microspie e stanno attenti a non farsi scoprire. 2 operazioni che, messe insieme agli arresti sotto elezioni di candidati avvicinati dai boss, disegnano un quadro a tinte fosche che spiega come politica, mondo delle professioni ed economia siano ormai in mano a una mafia silente e difficile da riconoscere, anche se il rapporto Sud del Sole 24 Ore oggi ci consegna un dato in base al quale ben 1/3 dei sequestri beni del paese avviene in Sicilia, ma senza incidere davvero su quell'economia infiltrata governata proprio dalla mafia.
Un patrimonio di 6 milioni di euro intestato a un imprenditore agricolo della provincia di Messina, residente a Enna, è stato sequestrato dalla DIA. I sigilli sono stati apposti a 120 beni immobili, dei quali 9 fabbricati e 111 terreni per un'estensione complessiva di 75 ettari. L'imprenditore che li gestiva, già condannato per usura e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, è ritenuto dagli investigatori stabilmente inserito nel circuito della criminalità locale e in costante contatto anche con esponenti di spicco della mafia. Ad Aci Castello, nel Catanese, un 31enne è stato arrestato con l'accusa di avere picchiato la nonna 85enne per costringerla a dargli del denaro in quantità sempre maggiore. Una tortura che sarebbe durata addirittura da 10 anni, per 10 anni. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza e solo ora, dopo anni di maltrattamenti, l'anziana donna è riuscita a denunciare il nipote. La tecnologia contro gli incendi. A sostegno della forestale sono operativi i droni che sorvolano le grandi distanze consentendo di avvistare principi di incendio e non solo. Lorena Dolci. Il Mavic 2, gioiello tecnologico dei droni, si solleva in aria e inizia il sorvolo. In pochi secondi è già fuori vista. Maurizio, il pilota, segue sul monitor le sue evoluzioni lungo le anse del fiume Simeto. La regione siciliana ha in dotazione una decina di questi droni, uno per ogni distaccamento della forestale. Questo che vola sulle nostre teste può coprire fino a 10 km in linea d'aria, è dotato di infrarossi e telecamera termica e persino di un altoparlante. Attenzione, aria sottoposta a controllo del corpo forestale. I droni servono di supporto al personale della forestale per avvistare gli incendi, riuscendo a individuare immediatamente il punto di innesco, come avvenuto pochi giorni fa al villaggio Cielo Azzurro. Questo ci ha permesso, con l'individuazione e l'immediato invio del drone, di andare sul posto e quindi con le coordinate chiaramente che ha il drone di mandare i mezzi di soccorso. Ma oltre che per gli incendi, i droni possono essere utili anche per cercare le persone scomparse o nel contrasto ai reati ambientali, come discariche abusive in luoghi poco accessibili. Individuiamo la targa. Abbiamo anche questo drone che ha la telecamera termica, anche quindi se fosse con poca luce o addirittura anche di notte riusciamo anche a individuare e quindi a memorizzare o la targa o fotografare l'individuo. Un occhio discreto che funziona anche da deterrente per i malintenzionati. Io mi giro dietro, non c'è nessuno, non c'è nessuna macchina, vado tranquillo, invece c'è l'occhio del drone. Attenzione, aria sottoposta a controllo del corpo forestale. Sarà il prefetto Gianni De Gennaro a guidare la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, l'opera progettata dal governo Meloni. L'ex capo della polizia è stato nominato presidente di Eurolink, il consorzio di aziende di costruzioni guidato da WeBuild, ex Impregilo, che si era aggiudicata il progetto e la realizzazione del ponte già nel 2006. WeBuild spiega che il nome di De Gennaro è garanzia di legalità e trasparenza nella realizzazione di un'opera da 13 miliardi di euro in un territorio segnato dalle infiltrazioni della criminalità. Così WeBuild. Treni fermi in tutta Italia. Terminerà alle 15 lo sciopero del personale di Trenitalia, di Italo e non solo, e non terminerà, scusate, alle 2 di venerdì prossimo come era previsto in un primo tempo e come era stato annunciato. Infatti il ministro Salvini ha precettato il personale dei treni dimezzando la durata dell'agitazione. Confermato intanto per sabato lo sciopero del personale di terra degli aeroporti, servizi di trasporto interno e check-in che incrocerà le braccia per protestare contro il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 6 anni. Con l'estate torna la piaga dell'abbandono degli animali, storie tristi dei nostri amici a quattro zampe lasciati al loro destino e dei quali si occupano però generose associazioni di volontari. Orazio Longo.
Poldo è stato trovato per strada, avrà avuto neanche 2 mesi, adesso ne ha 8 e a parte una breve parentesi di adozione è tornato indietro e sta vivendo nel box. Loro invece sono nati qui nel box, erano 7, da mamma abbandonata e messa incinta. Abbandonati, a volte maltrattati, se non addirittura seviziati prima di essere lasciati a bordo strada, legati sotto il sole senza acqua né cibo. È la storia di Portos e di altri 100, 1000 come lui. Amici a 4 zampe che improvvisamente diventano solo un impiccio di cui sbarazzarsi senza troppi complimenti. Senza pensare che non si tratta di peluche, bensì di esseri viventi in carne e ossa. A lanciare l'allarme l'ENPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali. Io mi auguro sempre che possano esserci delle persone che imparino l'arte della denuncia. Ecco, denunciare. È consigliabile, se troviamo un cane, prenderlo e portarcelo a casa? No, mai, bisogna sempre avvertire le autorità, che non siamo neanche noi associazioni, sempre tutto viene fatto attraverso la polizia municipale. A muoversi nel segno della difesa degli animali anche l'ANAS, con la campagna Amami e Basta, che invita ogni persona che incontri un animale randagio o vagante, che rappresenti un pericolo per la circolazione stradale e autostradale, a informare le forze dell'ordine al numero unico di emergenza 112. È possibile pure segnalare la presenza dell'animale al numero verde pronto ANAS. Si ricorda che l'abbandono degli animali, oltre alla possibilità di rendersi responsabili anche di omicidio colposo, è punito dal codice penale, articolo 727, con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro per chiunque abbandona un animale domestico. Contro il caldo asfissiante di questi giorni c'è un rimedio tutto catanese che solleva il palato ma anche la pressione. Il seltz, limone e sale, un rituale tipico della nostra città, amatissimo dai turisti di tutto il mondo. Eva Spampinato. Possiamo chiederle cosa beve? Un seltz, limone e sale. In queste giornate calde è l'ideale. Tonnellate di limoni, una tenaglia e il lavoro di polso. Ecco come nasce la bevanda più richiesta della stagione, ideale per dissetare, rinfrescare e sollevare la pressione che le temperature roventi buttano giù. È il nostro integratore salino sostanzialmente, no? Perché appunto viene fatto con il limone che c'è vitamina C e poi mettiamo appunto il pizzico di sale per reintegrare appunto questi sali minerali e alzarsi la pressione, dato che con il caldo si abbassa. Questo limone è una bevanda economica, biologica, che ci invidiano in tutto il mondo. Luogo cult dove il seltz, limone e sale viene preparato e venduto è il chiosco, rivendita di bevande tipica della città di Catania che discende dagli antichi acquafrescai borbonici del Regno di Napoli. Questa è una bibita unica, solo qua si trova. Io sono di Milano e guardi, sono già venuto 2 volte, sono arrivato ieri, sono tornato stamattina per gustarmi questa dissetante, poi con il sale equilibrata. I'm from Romania. Do you know seltz, limone e sale? No. Il drink made in Sicily è apprezzato anche da queste turiste romene che ci raccontano di non avere una bevanda simile nel loro paese, dove i bar offrono soprattutto bevande a base di vodka. Non c'è un orario per consumare un seltz, limone e sale. C'è chi lo prende già alle 8 del mattino, come chi lo prende per digerire dopo pranzo, dopo cena. È vero che ogni chiosco ha la sua formula magica? Certo, c'è chi lo mette io per esempio metto il sale prima di mettere il seltz. Nella top 5 delle bevande dissetanti dell'estate il seltz è al primo posto, seguono un misto amaro, un tamarindo, il mandarino verde e il completo, che è una bibita comunque sia anche antica, che è orzata, limone e anice. Il rituale siciliano per combattere l'afa è servito. Che sete, meraviglioso. Breve pausa, subito dopo il beach soccer a Catania e i premi del CONI ai siciliani. State con noi. Rieccoci insieme con lo sport, entra nel vivo la tappa della Serie A di beach soccer. Nella prima partita subito un successo per il Catania Beach Soccer, sconfitta invece per il Catania SSD. E sabato c'è il derby. Marco Carli.
Gol spettacolari e una bella cornice di pubblico a Catania per la Serie A di beach soccer con la terza giornata di campionato. Le due squadre catanesi arriveranno al derby di sabato alle 18:30 con sensazioni contrastanti. Il Catania Beach Soccer ha ottenuto subito un successo 3-1 contro il Città di Milano, squadra di valore che nel primo turno aveva fatto tremare il Pisa, campione d'Italia. Esordio negativo invece per il Catania SSD che dopo i 4 punti conquistati nella prima tappa e l'avvio molto incoraggiante del campionato in casa ha subito un netto 6-1 dall'Alza Napoli. Tornando al successo del Catania Beach Soccer, la rovesciata di Percia Montani ha aperto le marcature con Milano. Siamo in avvio di secondo tempo e la partita si sblocca. Tocca poi al portiere goleador Padilla che si conferma grande stoccatore. Il gol all'incrocio dei pali indirizza ulteriormente l'incontro. Il Città di Milano accorcia con Savarese ma non può nulla dopo la rete di Catarino che chiude il match. Nel finale la partita del Catania SSD incomincia con la rete di Eudin che risponde al gol d'apertura di Bochigna. L'ennesima soddisfazione personale del campionato del brasiliano. Per il momentaneo pareggio catanese resta l'unica per gli etnei con Napoli che poi si stacca già nella prima frazione e chiude in crescendo. Intanto le partite proseguono alla Playa di Catania con protagoniste anche le donne nella Coppa Italia femminile. Si proseguirà fino a sabato con appunto il derby etneo che riempirà l'arena. A Palermo premiati tecnici, atleti e dirigenti che si sono distinti per valore sportivo negli anni 2020 e 2021. Sono i riconoscimenti del CONI Sicilia. Per il presidente Sergio D'Antoni rappresentano un atto simbolico ma molto sentito. Marco Gullà. Un grande momento per lo sport siciliano è la sintesi dell'assegnazione delle benemerenze sportive da parte del CONI, un importante evento che si è svolto presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia. Alla presenza del presidente del CONI Sicilia, Sergio D'Antoni, sono stati premiati tecnici e atleti che si sono distinti per valore sportivo. È un'occasione per premiare chi ha dato molto della sua vita allo sport, all'attività, sia da atleta, da tecnico, da dirigente, nelle sue varie forme. Ed è giusto che il CONI riconosca a queste persone proprio attraverso quest'atto simbolico, perché una benemerenza è un atto simbolico, ma molto molto sentito. La stella d'oro al merito sportivo è stata assegnata al presidente del Telimer Marcello Giliberti, poi assegnate nel corso della cerimonia anche 7 stelle d'argento e poi 10 stelle di bronzo. La medaglia d'oro al valore atletico 2021 è stata conferita ad Andrea Domenico Di Liberto, campione mondiale di canoa. Il servizio sulla fogna a cielo aperto a Librino, con il quale abbiamo aperto il telegiornale, ricorderete, il nostro collega Tonino De Mana ha potuto realizzarlo grazie a un ascoltatore che ha accolto il nostro appello "ditelo al vostro TG". Lo ringraziamo insieme a quell'altra decina di ascoltatori che ha già lasciato un WhatsApp al 342 74 56 005. Fatelo anche voi quando vorrete. È un modo concreto per avvicinare ancora di più il nostro lavoro alle vostre esigenze, a partire dai disagi che siete costretti a subire e di cui magari nessuno parla. Ma non solo. Vogliamo stare dalla vostra parte proponendovi anche le interpretazioni di esperti addetti ai lavori sui fatti che raccontiamo, come sta cambiando l'agire della mafia e dei suoi complici. Se Lampedusa potrà mai uscire dallo stillicidio delle periodiche invasioni dell'hotspot, perché a proposito di ambiente il depuratore previsto ad Acireale rischia di risultare inutile o quasi in partenza. E ancora che cosa comportano per noi cittadini le notizie su lavoro, scuola, sanità, clima, insomma significato e conseguenze concrete per la gente comune. Questo soprattutto vorremmo cercare di raccontare ogni giorno, anche grazie alle vostre segnalazioni. Quindi scriveteci da tutta la Sicilia. Città, comuni più piccoli, da ogni parte. Oggi che tra web e social la comunicazione rischia di disperdersi in infiniti vicoli ciechi, la vostra vicinanza può farci da bussola. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.